pomeriggio amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati, consueto appuntamento con il filo diretto targato CN24 TV, un buon pomeriggio da Ciro Novellino, un ringraziamento da Emanuele Bernardo in cabina di regia, 16.07 di questo 20 ottobre 2022, oggi parliamo ovviamente del prossimo match di campionato, quello di domenica sera con la Roma-Napoli, Osimhen subito titolare, dite la vostra, 081 353 4588 per poter chiamare in diretta, fate come ha fatto il nostro primo amico, mi raccomando potete anche scrivere i vostri messaggi sul nostro canale YouTube, pronto ovviamente come sempre a leggerli, ma andiamo al telefono, pronto? Ciao amico mio. Ah, Antonio La Cambiale. Sì. Te lo dico subito, io ti vengo. Sicuro. Antonio, io ti sento basso, magari Emanuele prova ad alzarti un pochino il volume perché ti sento bassissimo. Parla un po' adesso. Ho detto per me, te lo dico subito, Osimhen. Osimhen gioca, ok. Sì. Io farei la spallare Osimhen, sono sicuro. Giusto, no? Poi tra l'altro è tornato, ha fatto bene in Champions con gol, ha fatto bene in campionato, giusto, no? Che parta lui titolare. Ciro, novità su Anchisa. Su chi? Anchisa. Ah, su Anghissà, ah, ok, questo è come Cavara, che viene chiamato in 10.000 modi. Ah, Anghissà, guarda, novità dell'ultima ora, oggi dal report dell'allenamento sappiamo che lui ha fatto lavoro specifico personalizzato in campo e terapie. Queste sono le ultime notizie che provengono dal report della seduta di allenamento del Napoli di oggi. Io credo che fino all'ultimo momento, fino al momento delle convocazioni, non sapremo se Anghissà ci sarà o meno. Credo che se nella giornata di domani dovesse fare allenamento completo con il gruppo, allora potrebbe esserci con la Roma, altrimenti credo che potrebbe restare ancora fuori dai convocati. Perché col Sassuolo è sicuro però. Come? Col Sassuolo è sicuro. Beh sì, nel prossimo match poi sicuramente ci sarà, cioè io credo che adesso sia una questione soltanto di tempo prima che possa ritornare appunto ad essere in campo, cioè ormai c'è il problema, lo sta risolvendo, manca ancora un po' e poi ovviamente sarà ovviamente a disposizione, anche perché non ci dimentichiamo che deve giocare il mondiale, quindi sai, la volontà del Napoli è di non perderlo in queste gare, la sua ovviamente è di non perdere il mondiale. Sì, no, io ti voglio salutare perché sono simpatici i persone. Fatti chitarro. Antonio, io non capisco neanche una parola di quello che dici. Ho detto, vuoi fare due persone che quando chiamo a te, cioè quando parlano sono simpatici. Ci sono due persone che quando mi chiamano sono simpatiche. È uno che mi sembra Antonio di Acerro, come si chiama? Antonio e Gennaro. Cioè quando chiamano sono carini, guarda, quando fanno. Va bene, allora te li saluto dopo, se dovessero chiamare ovviamente. Vabbè, noi ci vediamo a Bergamo. Non lo so se ci sarò io, non è ancora deciso. Lo fai apposta allora? Che lo faccio apposta. Io sto a quello che mi si dice di fare, sono aziendalista. Con la Coppa chi ci sarà fuori allo stadio? Allora, con la Roma io sono qui nello studio per la live reaction, mentre a Roma ci sarà Manuel Guardasole. Che posso chiamare in studio con la Roma? Certo che puoi chiamare, sono qui. Io parlavo di Rangers, Napoli Rangers. Tanto ci sta Emanuele in regia, quindi sicuro ti rispondo. No, dico Rangers, chi sarà fuori allo stadio? Con il Rangers non lo so ancora chi ci sarà fuori allo stadio, so che io sarò nello studio. Anche in quell'occasione. Chi ci sarà fuori allo stadio? Napoli Rangers? Non lo so, fuori allo stadio non lo so. Te lo dico io. Dimmelo tu. Vincenzo Credentino. Penso che non è così, però hai fatto bene a dirlo. Ciao Antonio, grazie. Un bacio al canale Antonio che chiamo sempre, dai. Grazie, ciao Antonio. Allora, Vulcanak 72 o Oak 72, dopo le ultime prestazioni uscendo dalla panchina,
giusto sia titolare, ovviamente riferimento ad Osimhen, per come funziona questo Napoli è giusto abbia il suo spazio, forse stavolta il Ciolito entrerà dalla panchina. Ovviamente Raspadori potrebbe essere reinventato in un altro ruolo, almeno per Roma-Napoli. Il problema è quello, allora, io credo che Osimhen sia titolare, che Raspadori è vero che possa giocare anche in un ruolo differente, esterno a sinistra, a destra, oppure anche alle spalle della punta, e che Simeone possa essere l'attaccante. Però al momento non abbiamo certezze, io penso l'unica cosa che il calciatore che scenderà in campo con la Roma per il ruolo appunto di centravanti sia Victor Osimhen. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio e Ciao, bentornato. ciao Gennaro. Ciao. Fammi salutare Antonio che mi ha mandato i saluti Sì. poi un attimo fa, Sì, di sì. cambio pure a lui. E veniamo alla domanda. Io, a dirti la verità, riproverei come sta facendo, perché quando poi lui entra in campo nel secondo tempo, entra come un leone inferocito. Però come fai a tenerlo fuori, Osimhen? È un fatto tattico, non è che... Questo poi, ti ripeto, al di là di quello che noi diciamo, Ciro, questo spetta all'allenatore. Bah, certo, io lo faccio il giornalista, tu il tifoso, Spalletti l'allenatore. Esatto, noi facciamo i tifosi, anche se poi ci dilettiamo a fare gli allenatori, anche noi. Però ci dilettiamo, E in effetti il discorso è questo. È come tu un primo tempo vai a lavorare ai fianchi dell'avversario, come della box, no? Poi dopo che Raspadori li ha lavorati ai fianchi, fai entrare il ciclone, come è successo nelle ultime 2 partite. E lui entra in campo affamato, lui entra in campo feroce, con quella ferocia. Certo. E quindi veramente là ci sta la svolta poi del match, in effetti. Poi ti ripeto, al di là di tutto quello che noi diciamo, perché voi dallo studio e noi da casa ci dilettiamo a dire la nostra, però poi alla fine, come ho sempre sostenuto, è l'allenatore che poi ha il polso della situazione ed è lui quello che decide. E mai come quest'anno, fino ad oggi, Spalletti, tranne quella con il Lecce, che io ricordo sempre, perché io ricordo tutte le cose belle, ma qualcosa che non è andato, tranne con quello le ha indovinate tutte. Beh, la gara con Lecce non si può dimenticare, anzi Sì, deve essere sempre ricordata per me. Ti ripeto, perché anche le 6 sostituzioni fatte ci possono stare, è il cambio di modulo che non andò. Io continuo a dire questo, le 6 sostituzioni in quell'occasione contro il Lecce ci possono stare, è il cambio di modulo che non fu adatto. Però sai, Genna, in quell'occasione secondo me è stato anche giusto il cambio di modulo, perché si è sempre detto Raspadori dietro la punta, Raspadori dietro la punta, e lui ha messo Raspadori dietro la punta. Lo so, però Raspadori non è il classico rifinitore, il 10 come noi. Lui è una punta, è una seconda punta, non è, perché se avessimo avuto il calciatore, il 10, il famoso 10, no? Quello che rifinisce, quello che sta dietro veramente alle punte, diciamo, in quell'occasione il cambio di modulo ci può stare, perché il calciatore che sta dietro le punte funge a determinati momenti, funge anche da centrocampista, e quindi quando si tratta di difendere, comunque tu a centrocampo ti difendi a 3, mentre quando si tratta di attaccare lui diventa il rifinitore. Quindi quella figura del Napoli ad oggi non c'è, perché Raspadori è una seconda punta, cioè Raspadori in un 4-4-2 potrebbe giocare lui e Osimhen. Sì. Ti ripeto, io non so se molte persone sono d'accordo con quello che io dico, a partire da te, però quel 4-2-3-1 che è nella mente di Spalletti, al momento non c'è il calciatore che può fare quel tipo di il 4-2-3-1, cioè il 4-2-3-1 tra i due esterni
quel rifinitore che può appoggiare poi la punta. Non c'è. E quindi Raspadori punge da seconda punta. Però aspetta, nel 4-2-3-1 i due esterni non appoggiano la punta, nel senso c'è chi appoggia la punta è il calciatore che gioca alle spalle del centravanti, il sottopunta. Esatto, però i due esterni, che in questo caso sono Kvaratskhelia a sinistra, Sì, e lo stesso Olozano, anzi più Politano che fa più da elastico, mentre invece Lozano fa più da punta. Lozano sta tentando pure di fare il doppio lavoro, ma non è come Politano, lui ha un passo più che altro da attaccante, da spattista, e molte Sì. volte spacca le partite quando entra, soprattutto con quella sua irruenza sulla fascia. Quindi diciamo, adesso stiamo facendo lezioni di tattica, quindi stiamo andando oltre a quelle che sono le nostre idee e capacità. Caro Ciro, io la vedo così, io partirei con Raspadori. Naturalmente poi Raspadori, quando c'è Raspadori io metterei anche Lozano. Quando entra Osimhen metterei Politano, perché ormai la staffetta tra i due a destra ci sta ogni Sì. partita. Sì. Quindi anche la staffetta Raspadori-Osimhen. Ripeto, io per come sta Osimhen, giustamente tutti quanti dicono in questo momento Osimhen, ma noi non dobbiamo dimenticare il lavoro che fa Raspadori nel primo tempo. Lui lavora ai fianchi le difese avversarie, poi entra il Ciclone e li trova già un po', diciamo, stressati le difese, anche perché poi la difesa della Roma che gioca a 3 è molto più vulnerabile, caro Ciro, perché qua si decanta gli acquisti della Roma che ha fatto, ma in difesa non si è mosso di nessuno. È quella difesa che l'anno scorso, se vai a vedere quanti gol ha presi, è il modo che gioca con i 3 centrali, e i pericoli per la Roma vengono sulle fasce, anche da quelle squadrette come il Bodo, la squadra danese che ha incontrato. I gol li ha presi dagli esterni. È debole là, perché nella parte centrale con Smalling, Mancini e Ibanez è forte come centrale, però sulle fasce c'ha terzini che fruttificano, Sì. ma a livello difensivo ti ripeto, c'è da vedere, perché adesso stiamo parlando, già siamo a giovedì, Assolutamente. la formazione, cominceremo a parlare domani della vera formazione del Napoli, Esatto. che non si discosterà molto da quella, perché ormai sappiamo che Anguissa non è possibile, anche se ci fosse un minimo di possibilità, meglio non rischiarlo, come non lo rischierei neppure la prossima settimana con la partita con i Rangers. Io andrei direttamente alla domenica successiva. Va bene. Ti saluto, Grazie, e saluto Gennaro. tutti gli altri amici, Giuseppe da San Giorgio e il mio caro amico sempre Antonio Va da bene. Casoria. Ciao, tante cose, ciao, Ciro. ciao, 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 domani, ciao, ciao. Allora, Marek Hamsik, Francesco, ciao Ciro, anche per me stavolta Osimhen partirà al titolare, mi auguro che possa trovare spazio anche Simeone, per me l'argentino partirà dal primo minuto contro i Rangers. Jason Iper, hello, Calcio Napoli 24, from Corea. Peccato per Lina Vernaccia, speriamo non sia nulla di grave, dice che oggi non sta molto bene, forza Napoli sempre, complimenti Ciro per tutti i successi che sta ottenendo, va bene, grazie mille. Osimhen parte dal primo minuto, io credo di sì, così come parte la telefonata. Emanuele, andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Peppe da Vicenza. Ciao Peppe, Ciao. dimmi tutto. Guarda, ti sorprenderò, sai chi farei giocare domenica io? No, per Simeone. Osimhen, perché farei giocare a Simeone. Guarda, Ecco, t'ho anticipato. hai visto? Simeone farei giocare, va. Ma sai, io penso, è arrivato un messaggio proprio sul nostro canale YouTube di un amico che ci dice, mi scriveva, per me, aspetta che lo riprendo, eccolo qua, sì, Marek Hamsik, Francesco, per me, io sono d'accordo con lui, dice per me l'argentino partirà dal primo minuto con i Rangers e secondo me ci ha preso.
Lo so perché, ma non togliere Osimhen perché sappiamo che è fortissimo, cosa, capite? Io credo che con la Roma parta Osimhen e Raspadori possa entrare e poiché Simeone difficilmente, salvo non ci sia da recuperare il risultato e quant'altro, difficilmente potrà scendere in campo a Roma facendo già il cambio con Raspadori e Osimhen. Credo che Simeone possa essere l'indiziato numero uno per una maglia da titolare proprio mercoledì con Rangers. con i Rangers. Sì, perché poi il Napoli è qualificato agli ottavi, cerca ancora ovviamente il primo posto, qualche cambio ci sarà. Per esempio anche quest'altro amico, Gigi19, scrive Olivera e Ostigard titolari. Sono d'accordo su Olivera, non su Ostigard. Io credo che Olivera sarà titolare contro la Roma, perché Mario Rui potrà magari eventualmente giocare poi nella gara di mercoledì. Ostigard non lo so, onestamente, contro la Roma. Quest'anno come cambi stai bene, capito? Perciò non sono preoccupato chi entra e chi no, capito? Stiamo bene, noi Cire, capito? Tutti le parti. Sì, assolutamente. Perché se non gioca, come detto, se non gioca Mario Rui, gioca Olivera, che pure è forte, abbiamo già segnato, per fatti gli artisti, capito? Ostigard pure dobbiamo ancora vedere, però è forte secondo me Ostigard, capito? Poi Juan Jesus non si discute, capito? Sì. Capito? Speriamo, dai, io comunque sono molto fiducioso per domenica. Dobbiamo per forza, perché vincere a Roma domenica è qualcosa di importante. Diamo una bella marciatina al campionato, capito? Esatto. Va bene, ti ringrazio. Lascio spazio agli altri. Ciao Ciro, ciao. Allora, Gigibl19 dice ancora, dico Ostigard titolare perché sposterei Kim sulla fascia di Zaniolo e Ostigard a battagliare di testa contro Ebram, ma non sappiamo però se Zaniolo sarà della partita. Lina Vernaccia dice sto guardando Cremonese Modena, inguardabili contro di noi sembravano il Liverpool e io sono curioso di andare a vedere il risultato di questa gara, perché ovviamente si sta giocando la gara di Coppa Italia. Cremonese Modena 0-0 allo stadio Zini, con il Modena in 10 uomini al minuto 69. Espulso dal 22esimo del primo tempo Magnino per il Modena, con la Cremonese che non riesce a trovare il gol. Cremonese che è scesa in campo con Sarr, Ghiglione, Aiwu, Vasquez, Quagliata, Escalante, Acella, Baez, Milanese, Buonaiuto e Zajut. Quindi in pratica non c'è un titolare in campo. Mentre nel Modena c'è Seculin, c'è De Maio, c'è Ocadda, Piacentini, Ponzi, Renzetti, Magnino è stato espulso, Duca, Mosti, Giovannini e Bonfanti che sono usciti, così come sono usciti nel Cremonese 4 calciatori, Milanese, Baez, Acella, Ghiglione, sono entrati Ascasibar, Okereke, Endri e Afenaghian, quindi alcuni cambi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera a te. Senti, io non sono d'accordo Osimhen titolare con la Roma. Chi faresti giocare tu e perché? Allora, prima cosa perché io, come ha fatto capire Spalletti, tutto sono importanti e nessuno è indispensabile. Beh, certo, questo è ovvio. Io non toglierei per Raspadori perché Raspadori sta giocando bene e merita il posto che sta giocando giustamente. Sì. Beh, guarda, io mi trovo anche d'accordo con la considerazione che fai tu, perché anche io penso che Raspadori debba continuare a giocare, però al tempo stesso ti dico che Osimhen è recuperato, quindi ci potrebbe anche essere, e secondo me alla fine ci sarà questo cambio davanti, perché poi Osimhen è tornato e sta facendo bene, perché ha fatto gol sia in Champions che in campionato. Sì, ma lo stesso pure Raspadori ha fatto gol in campionato. Ma sì, ma guarda, Raspadori è una lieta sorpresa, poi d'altronde da quando ha giocato in nazionale... Scusami, come ti chiami? Ciro. Io mi sono sempre un po' litigato. Ciro. Ciro, allora, io ti dico la verità,
quando il Napoli mise gli occhi sulla Spadori, ma non ero molto convinto, ti dico la verità. Tu dici perché? Perché non lo so, non lo vedevo da Napoli, perché sappiamo piazze come Napoli, Roma, Milano come sono. Infatti mi ha impressionato, è stato meglio così. Sì, Ah, no, guarda che col senno di poi, io ero uno di quelli che voleva Dybala, voleva Deulofeu, io ti dico col senno di poi, meno male che è arrivato Raspadori. Ma io poi, ultima cosa, poi chiudo. Sì. Non ho capito il capitolo Badelofeu per i soldi, non i soldi. Io non ho capito No, nulla. è stata una scelta della società di puntare su un altro giocatore. Semplice, perché Raspadori arriva per 35 milioni di euro, 30 più 5, mentre per quanto riguarda Deulofeu ce ne volevano 16. No. Non è una questione di soldi. Sì, ve lo dico così, ma la trattativa con Deulofeu era quasi chiusa, no? La trattativa con Deulofeu, allora, Deulofeu era un nome caldo, poi io credo anche che molto sia dovuto al fatto che Deulofeu è in pratica un sottopunta, cioè può giocare anche da esterno, ma è un sottopunta e basta, quindi se arriva Raspadori che può giocare anche sull'esterno o anche da centravanti, è la dimostrazione del fatto che probabilmente Spalletti nella sua testa aveva già il 4-3-3 e basta. Poi lascia che può giocare anche col 4-2-3-1, però secondo me è anche una scelta proprio di caratteristiche di calciatori, oltre che per età, perché poi stiamo parlando di Raspadori che è arrivato per 35 milioni di euro e secondo me ne vale già oltre 50. Come no, questo sì. Va bene, Va bene, grazie Massimo. Ciao, un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao. Salutiamo tutti gli amici coreani che ci stanno guardando. Giovanni, un saluto anche a te, grazie. Francesco, la Roma adotterà all'inizio una tattica difensiva conoscendo le trappole del Mu, quindi Osi sarebbe utile farlo entrare nel secondo tempo con i giocatori della Roma stanchi. Gigibl 19, io penso che giocherà Osimhen perché contro i tre della Roma è difficile tenere botta fisicamente per Raspa. Lina Vernaccia ha paura della Roma, Albert dice assolutamente Osimhen dal primo minuto per rompere lo schema difensivo della Roma. Lina l'Olimpico mi preoccupa, dice Giovanni, dobbiamo andare in vantaggio subito il primo tempo con 2 gol, speriamo. Il Napoli è fantastico, dice Jason Huper. Andiamo al telefono, pronto? Ciro, ciao, sono Mimmo. Ciao Mimmo, ben ritrovato. Ben trovato anche a te. Senti, volevo dirti, prima di tutto passiamo che non c'è proprio discussione, gioca Osimhen a prescindere, no? Io lo penso. Non sta né in cielo né in terra, perché Osimhen... no, ma in questo momento c'ha una fame incredibile. Esatto. Nulla da togliere né a Simeone né a Raspadori. Ma io ho recuperato Osimhen, scherziamo, è come se Pioli diceva Leao lo faccio riposare. Dal momento in cui molto probabilmente, anzi sicuramente, il difensivista Mourinho metterà il 5-4-1, quindi perché vuole speculare sull'errore. Sicuramente farà in questo modo perché lui sa benissimo che col Napoli gli tremano le gambe, lo sa, poiché Mourinho è capacissimo di mettere il 5-4-1, quindi mette 2 pullman davanti alla difesa e gioca come può giocare la Bologna, la Cremonese, questa roba qua. Sarà, però poiché in questa partita non conta chi gioca bene, ma il risultato, a prescindere, perché la Roma potrebbe anche giocare malissimo in quel modo, ma con una palla da fermo, con un calcio di rigore inesistente, potrebbe tranquillamente dire, poi dopo non si guarderà mai più, non si guarda assolutamente, considerando che poi noi la partita di domenica sono 59 milioni di italiani che tifano contro su 60, quindi 1 milione di persone vogliono vincere e 59 sperano nel risultato negativo del Napoli. Ma è così, perché poi l'odio ce lo stiamo portando, soprattutto quello mediatico, ci odiano tutti, che dobbiamo fare? Bisogna tranquillamente rassegnarsi a questo schifo di paese, per cui siamo lì a vederci questa partita in questa maniera qua, tenendo
Io per la verità sto cominciando a fare dei cattivi pensieri, perché io credo che questo Napoli in Europa è libero mentalmente e può arrivare anche ai quarti, dipende molto dai sorteggi e quant'altro. Nel momento in cui dovessi vincere il girone, ma è molto più facile che possa arrivare al quarto, perché a noi ci stanno facendo divertire e ci stanno divertendo pure loro. Però, come è successo negli anni passati, a un certo punto della stagione ci sta chi si piglia il pallone e dice questo è mio, il giocattolo è mio e mi voglio divertire. Ti ho fatto divertire fino adesso, ora mi piglio il pallone. E ci sarà la squadra di turno, perché considera che domenica ci sarà una partita scapole ammogliato, amici e fratelli, anzi, proprio questo ti voglio dire. Sì. Lo Tito è stato costretto a cedere alla Salernitana perché glielo porta. De Laurentiis sarà costretto a cedere o il Bari o il Napoli. Però ci vuole ancora tempo. Ci vuole ancora tempo, sì, lo so, questa qua. E mentre per il Milan Monza, che ha un solo padrone, perché solo l'imbecille può pensare che dietro a questa specie di fondi, perché se qualcuno è in grado di sapermi dire chi è il padrone del Milan negli ultimi 5 anni, io gli porto la mia pensione e gliela do a portare a casa. Non esiste padrone, addirittura un avvocato napoletano. Il Milan Berlusconi non l'ha mai ceduto, quindi ci sarà Milan A contro Milan B e si faranno questa amichevole domenica. Quindi se qualcuno ha qualche dubbio su questa cosa, venga da me e gli vado a spiegare che cosa è successo. Si dividono la posta in pari o secondo te o li danno tutti e tre al Milan? Si dividono la posta, che scherziamo? Che scherziamo? Su 5-0 il Milan dirà che è una partita vera. Ma su 5-0 ti danno qualcuno dagli spalti, manteniamo il risultato. E manteniamo il risultato e sarà anche una partita vera. Galliani e Berlusconi tolgono qualche punto alla Milan. Ma solo in queste sceneggiate stanno soltanto in questa nazione. Purtroppo. Grazie Mimmo. Io ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Grazie. Eccolo qua, è arrivato. Qualcuno si chiedeva dov'è oggi Raff? È arrivato, sono qui, buon pomeriggio. Un saluto a Raffa Pio Balzano. Grazie, troppo buoni, mi fate diventare rosso. Non posso dire mi crescono i capelli perché non è così, però mi fate diventare rosso per i tanti messaggi che mi mandate. Quindi grazie a Francesco, grazie a Lina Vernaccia, grazie a Raffa Pio Balzano e a Giovanni. Devi restare umile come sei, Giovanni, e questo è quello che ti dico accadrà sempre. Questo è quello che è una delle mie prerogative, è sempre rimasto così nella vita a prescindere. Biagio 26 dice: se la sblocchiamo subito diventa una passeggiata di salute, amen. Caro Biagio 26, dove dobbiamo firmare? Voglio assolutamente firmare insieme a te. È meglio affrontare squadre come la Roma che piccole squadre fastidiose, queste sono le partite che il Napoli si esalta di più, dice Albert. Novità su Anghissà, Nifty, le abbiamo date prima, le ripetiamo ancora adesso. Oggi Anghissà si è allenato a parte, ha fatto lavoro personalizzato in campo e al tempo stesso ha fatto anche palestra, terapie, quindi non è ancora al meglio. Questo è quello che fa sapere il report del Napoli. Ho sentito i cori dei romanisti contro di noi nella trasferta di domenica, credo che schifo, ma di cosa vogliamo parlare? Ma infatti ormai è diventato purtroppo un'abitudine e questo non lo vogliamo. Intanto mi segnalano, io vado subito a controllare, ha segnato la Cremonese, ha segnato Okereke al minuto 77 su assist di Buonaiuto. Perché stiamo seguendo Cremonese Modena? Perché ovviamente la vincente affronterà il Napoli nella gara di Coppa Italia. Grazie anche a Mike Tyson, si firma così questo amico. Ancora Raffa Pio Balzano, caro Emanuele, chiede: scusami Ciro, io vorrei un favore, e noi glielo facciamo ovviamente un favore, perché dice: vorrei essere chiamato Raffaele, lo chiedo per piacere, e da oggi tu sarai Raffaele Pio Balzano, va bene così? Un abbraccio a te. Spero giochi Dombele, dice Nifty. Anche io a questo punto, più che speranza, credo che giochi Dombele. Torniamo subito al telefono. Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te. Sì, ma ci stiamo creando troppi problemi. È vero. Ma mi devono andare i cuori pure da lì. Me lo ripeti come si chiama l'attaccante del Napoli? Ti prego. Ti prego. Caspita, ma chiamate di più. Amico mio, mi devi dire, a parte come ti chiami perché non l'ho capito. Ciro di Eccolò. Ah, Ciro, Ciruzzo. Ascoltami, Ciro, mi devi ripetere come si chiama l'attaccante del Napoli? Nada dici, non sa chiamare. Mi vuoi dire come si chiama il 77 allora? No, non sa. Quindi secondo te giocherà Osimhen? Osimhen, ma chi trasse, Sì. Una. Oh, ma tanto la butta dentro Stiamo chiunque. creando certi problemi, a te qua, ma io, Ciro, pure se io che sono gallettato, segna. Guarda, in questo Napoli di oggi secondo me un paio di gol li farei anche io, su assist di Emanuele Bernardo ovviamente. Io sono allettato, non cammino. Ma sì, qua, Questo mi dispiace. Pure Bacessi, qualche gol, oggi però. Beh, è un Napoli che gioca bene e fa divertire. Ci stiamo divertendo, ma che marici più, ma che marici. Niente, assolutamente. Ma dimmi una cosa, ma tu oltre a seguire noi e fai benissimo ovviamente, stai guardando anche Cremonese Modena? Sì, ma poco però. Poco. La Cremonese ha segnato, probabilmente sarà la Cremonese la prossima avversaria in Coppa Italia. Napoli, Sì. Il Napoli. Sì. Probabilmente non ci sarà neanche Anghissà. Don Belé ti sta piacendo, Ciro? Sì, sta arrivando bene, non potremmo riuscire niente. Ma ormai che la paparello, posta pure. La parata lo puttira. Sì. Posta pure, perché io pallone ti ha ingannato perché ha dicciato intero pallone. A proposito di portiere, speriamo che Meret torni ad essere quello non della partita col Bologna, ma quello delle partite precedenti. Sì, lo so. Abbiamo bisogno del Meret migliore. Non voglio credere che in un momento nato non stava fare più. No, assolutamente no, anzi, cioè Meret, io lo ribadisco, per me doveva andare a giocare, ma avevo spiegato perché. Adesso che è rimasto e ha rinnovato il contratto, Meret io ho sempre pensato possa essere, anzi un portiere importante, quindi continuo ancora a pensarlo, però effettivamente quell'errore col Bologna non ci voleva. Un errore rossa, ma tu mi cassi un coppo o 0-0 non era una partita. Esatto. Non vuoi che tensione più. Va bene, Ciro, ti ringrazio. Ciro, un'altra parola. Prima che noi non ci vogliono alleggerire nessuno. Ma ha fatto Italia 1, parlato Romina e l'Inter dai o Napoli non ci sta però. Ciro, ma tu guarda Calcio Napoli 24 e ti fai una scorpacciata di Napoli 24 ore su 24. Sì, ma io vedo sempre, tu quasi tutte lo vedo sempre. Grazie. Oh, e allora ti aspetto domenica, perché domenica ci divertiamo. Va benissimo. Ciao, forza Napoli. Sempre, grazie. Ciao Ciro, ciao. Allora, intanto qui c'è Lina Vernaccia che dice a Raffaele che si chiama come la sorella e Raffaele subito si è illuminato d'immenso. Vecchio Marpione, Raffaele, vecchio Marpione. Allora, ha segnato ancora la Cremonese, dice, infatti ha appena segnato la Cremonese il gol del 2-0, ha segnato Afenaghian, ha segnato il calciatore quindi ex Roma lo scorso anno. Francesco Marek Hamsik, una partita no dopo 13 gare giocate alla grande ci può stare, sul primo posto in campionato in Champions c'è anche la firma di Alex, ha fatto molte parate decisive e sono d'accordo con te. Subito torno al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao Luca. Tutto a posto? E niente in ordine, direbbe qualcuno. Io voglio titolare Osimhen perché ci mette cattiveria in campo. La cazzimma ci mette.
Basta, non mi dici niente più. Vuoi solo Poi Osimhen in in campo? difesa preferisco più Ostigard perché sono molto forti di testa. Sì. E Ostigard è uno dei più forti nei colpi di testa in area. Ah, quindi tu vorresti Ostigard al posto di chi? Al posto di Juan Jesus? Di Juan Jesus, è normale perché Kim Con è Kim inamovibile. centro-sinistra. È un totem ormai Kim. Ok. Poi a sinistra che metti? Mario Rui o Oliveira. Oliveira. E sono tre, già sono Oliveira tre che è cambi. più fisico, più potente. Ok, quindi siamo già a 3 cambi. Poi a largo a destra chi metti? Politano o Lozano? Guarda a destra Politano che è la Politano. vendetta dell'ex. Quindi lasceresti fuori, nonostante il Per buon il secondo tempo secondo Lozano? tempo quando sono più stanchi. Ok, quindi tu faresti 3 cambi di formazione rispetto all'ultima partita? Sì, 3 cambi. 3 cambi, Però ok. mirati, i colpi di testa in area che sono pericolosi con Smalling, Pellegrini, Sì. Abram. Che cosa rispondi a questo amico Nifty che dice domenica tripletta di Dombelé? Tripletta di Dombelé, ci può anche stare perché è un tiratore da fuori. Calcia bene, Sì, però io lo vedo più come trequartista perché quello è il suo ruolo. Ma non sei il primo che lo dice, lo sai, questa cosa del trequartista, ma non penso che però nel Napoli possa fare il trequartista Dombelé, Lo perché so perché c'è Zielinski. non solo c'è Zelischi, c'è Raspadori e il Napoli comunque in questo momento non sta giocando con il sottopunto. Lo so. Altre Però considerazioni? quando è entrato in Champions da trequartista ha sfasciato tutto. Sì, è vero. Però secondo me può giocare tranquillamente anche da Sì, anche mezzala. al posto di Anghissà. Bisogna Però deve dargli- entrare in forma, Sì. ancora 60 minuti solo nelle gambe. Esatto. Deve ancora tornare ad essere quello che era ai tempi In Francia. francesi. Bravo, esatto, non al Tottenham. Sì. Perché al Tottenham portava soltanto le scarpette. E poi si suol attenti dire. agli arbitri che stanno favorendo il Milan dall'inizio di campionato. Ma noi siamo più forti pure degli arbitri. Lo so. Gli arbitri hanno sostituito la Juve con il Milan quest'anno. Va bene, non ci badiamo Noi ancora. siamo al di sopra di tutto. Bravissimo, esatto. Grazie Luca. Grazie. Ciao. Domenico buona Giordano, serata. Forza Napoli sempre per domenica. Come sempre la Roma farà la finale della vita. Anche io voglio vedere Ostigard, dice Lina Vernaccia. Ne prende 4 in Coppa Italia la Cremonese Giovanni. Sicuro senza dubbio, ma Napoli 1926 Maradona. Mettete mi piace alla diretta, dice Lina Vernaccia. Ha ragione Lina Vernaccia, cliccate questo mi piace sulla diretta, iscrivetevi al canale di canale YouTube di Calcio Napoli 24. Su, facciamolo tutti quanti. Raffaele Buonocore, titolare voglio il Ciolito a Roma, è un giocatore di cui non se ne parla proprio, ma se siamo primi anche grazie a lui. 6 punti ci ha portato e non stiamo sminuendo nessuno. Ci sono solo 3 mi piace, dice Lina Vernaccia. Abbiamo un'altra telefonata, andiamo al telefono. Pronto? Ciao Ciro, Eccoci, caro Antonio, tutti in piedi sulla sedia, senti, sugli attenti. mani in alto, Ciro, No, mani in alto, sugli attenti, è arrivato Antonio. senti una cosa, Dimmi, anche 2. allora, vedi un po' che ho letto i sottotitoli, Sì, e ascolti, è una cosa importante. eccomi, ti sento. Un certo signor Sanzaloni Sì, ha dichiarato che senza Meret compagnando in porto il Napoli avrebbe 10 punti di vantaggio. l'ha Io detto ai penso microfoni che di però- 8 Channel. Vuoi che ti legga proprio tutte le sue dichiarazioni? Aspetta, fammi finire. Mani in alto. Allora, ma visto che non siamo fa manca la matematica, cioè il Napoli, diciamo, gli mancano 4 punti. Antonio, partite. fermati un attimo, Antonio, perché devo dare una notizia incredibile. All'85esimo minuto la Cremonese vinceva 2-0 contro il Modena in 10.
al 90esimo, ora siamo al 91esimo, doppietta di Diop per il Modena, 2-2 e quindi si andrà con ogni probabilità ai tempi supplementari. Vai. Ok, sentimi bene, abbi pazienza, Vai. perché voi dovete far ricavare queste cose a questi signori che non sanno neanche 2 più 2 quando fanno. E per una serie di raccomandazioni si trovano certi posti di comando. Vabbè, Perché però sono- Zazzaroni è un giornalista No, sì, importante. fanno prima, Ti no. faccio finire, però stai dicendo che eh. Zazzaroni è raccomandato, non me la sento di far passare questo. Di chi? Sentimi bene. A Napoli, diciamo, ha pareggiato con la Fiorentina e con il Lecce, giusto? Ok. Quindi teoricamente avrebbe dovuto avere 4 punti in più. Sì. È così. Sì. Sai, io ho capito dove vuoi arrivare tu. Aspetta, fammi completare. E ti faccio completare. Come fai a dire una cazzata del genere? Il Napoli doveva avere 10 punti in più se stava sbagliando. Allora, in alcune circostanze, purtroppo le dichiarazioni vengono sempre prese, cioè, in maniera, capite in maniera differente. Non so come dire. Cioè, lui dice 10 punti in più, ma è un numero indicativo, non è che dice che Napoli avrebbe 10 punti in più con Magnani. O comunque, se lo dice, fa riferimento ad una stagione intera. Perché, infatti, nella dichiarazione lui dice: per me Meret è il vero punto debole della squadra. Se il Napoli avesse avuto Magnan, avrebbe 10 punti di vantaggio. Cioè, vuol dire che nell'economia della stagione il Napoli avrebbe 10 punti in più, ma non che in questo momento il Napoli avrebbe 10 minuti in più con Magnan in porta. Ciro, Ecco. vabbè, tu la vedi così? No, è quello che ha detto, non è che la vedo così. No, lui ha detto fino a questo momento avrebbe 10 punti in più. No, apri il pezzo nel virgolettato, c'è scritto che è nell'economia della stagione 10 punti in più. Vabbè, poi vediamo. comunque fino a questo momento, Sì, siccome il Napoli ha fatto 0-0 con la Fiorentina e qua non c'entra niente, il gol con il Lecce non c'entra niente, fino a questo momento, se il Napoli non batteva il Bologna, non è per la fama di Meret, ma perché il signor Politano, Lozano e qualcun altro si sono mangiati 3 o 4 gol. Punto. Quindi sono più gravi questi 3 errori che l'errore che ha fatto Meret. E mettiamo un altro punto. Poi mettiamo un punto esclamativo. Poi l'altra cosa. Il signor Fedele, la settimana scorsa, ha detto che Kvaratskhelia c'aveva un problema di postura. Poi ha dichiarato che il Napoli gioca in 12. Questi ci sono tutte le trasmissioni. Poi la gente ci crede a ste stronzate che dice. Scusa del termine. Perché poi, come adesso tu prima, se vuoi interpretare male a Zazzaroni, poi la gente ci crede veramente a queste cose. Hai capito? Ecco che succedono le polemiche. Per questi saldoni che, diciamo, vogliono fare gli spavaldi. Poi un'altra cosa, riguardo alla Spadone e Osimhen. sì. Allora, per me dovrebbe giocare prima ancora Osimhen, la Spadone, sai perché? Sì. Perché Osimhen, come dice Spalletti, e ci dobbiamo fidare di Spalletti, mangia ancora tutti i 90 minuti da Leone in campo, da Leone, Sì. da Scassafarrozzi, come ti devo dire. Allora, Cassacarrozzi. secondo me, siccome mo anche la partita con la Roma si può vincere, diciamo, nel secondo tempo, secondo me lui fa giocare ancora la Spadone. Va bene. L'hai sentito? Sì, ho sentito, Antonio, tu mi fai morire, io resterei con te ore e ore a parlare al telefono. Poi non è possibile perché dobbiamo passare la vita a qualche altra vita. Antonio, allora facciamo così, ti aspetto domenica
per la live reaction qui su Calcio Napoli 24, ci sono io e chiacchieriamo della partita con la Roma. Aspetta, ti do il risultato, guardate pure al tuo collega. Sì, 2-0 per il Napoli. 2-0 per il Napoli. E poi un'altra cosa, Sì. il Milan con Monza si fermerà sul 2-0, Ah, si fermerà. proprio per fare una cosa amichevole, hai capito? Ah, ecco, si fermerà, manterranno il risultato. 2-0. Va bene, grazie Anto. Ciao, saluti a tutti. Ciao. È finita la partita, si attende ovviamente che si ritorni in campo il fischio d'inizio per i tempi supplementari. Cremonese-Modena 2-2. Ha capito? Addio. Ma tra l'altro il presidente del Modena, ieri mettevo io proprio le parole del presidente del Modena su calcionapoli24.it, ha dichiarato: io sogno di arrivare a giocare al Maradona contro il Napoli. E quindi chissà, 2-2 in 10 è lì, quindi può darsi pure che se la giochi. Allora, Lina Vernaccia dice: ci sono solo 3 mi piace, altrimenti non ci offre la cena, Ciro. Allora, Ostigard, infatti c'è Nifty che dice devi riaggiornare la pagina. Ciro dice il Guinea, Kvara Leao, Kvara tutta la vita, ma non scherziamo proprio, Poi, allora, vediamo qualche altro messaggio. Wow, non è possibile, ci sono... Ciro dà la ragione, ti prego, dice Napoli 1926. Poi Lozano superiore a Politano, dice Hernan. L'ultima volta che abbiamo una squadra di B agli ottavi abbiamo vinto la Coppa Giovanni. Andiamo al telefono. Ci siamo, Emanuele? Ti sento chiacchierare. Allora, eccoci, pronto? Ciao Ciro, sono Andrea. Ciao Andrea, ben trovato. Innanzitutto ti volevo dire, questa è la seconda volta che chiamo. La prima volta, diciamo, mi desti un consiglio, nel senso, parlavamo dello stadio del Napoli e della... Sì, diciamo, scusami un attimo, Emanuele, sei al massimo, perché non riesco a sentirti bene, se magari riesci a... Scusami, cerco di parlare più vicino al microfono. Ah, ok, sì, Mi meglio. senti bene adesso? Un pochino meglio, sì. Comunque, volevo dirti che poi allo stadio effettivamente ci sono andato, ho visto Napoli-Bologna ed è stato bellissimo, è stato incredibile e quindi niente, ti volevo ringraziare anche per diciamo, l'incipit. E, tra l'altro ci sono andato con il mio piccolo cugino, piccolo relativamente, 18 anni, tifosissimo del Bologna, e quindi ti lascio immaginare l'emozione ancora più forte. Veramente non me l'aspettavo, ma è bellissimo e consiglio a tutti quelli che di questa stagione ancora non sono andati ad andare, perché diciamo veramente è stato bellissimo. E, per quanto riguarda la formazione, sì. Io ho visto il calendario e per un attimo ho detto guarda, che sta succedendo? Nel senso, è fittissimo da qui in avanti. E io sono un po' ansioso e quindi ho detto vabbè, mamma mia, non ce la facciamo, non ce la faremo mai a reggere tutte queste partite. A chi lo dici? Io sono più ansioso di te. Poi mi sono reso conto che effettivamente abbiamo una grande squadra. I cambi di Spalletti mi sono piaciuti tantissimo e li sta gestendo benissimo. E mi è piaciuto tantissimo il fatto che abbiamo 2 modi di giocare, con Raspadori e poi con Osimhen in avanti. Possiamo far male in 1000 modi diversi. Diciamo, ho rivisto il calendario, ho detto ma sai che c'è? Ce la possiamo fare tranquillamente, magari non tranquillamente con tutti, ma con tutti sicuramente. Il Napoli è forte quest'anno e se la può giocare tranquillamente con tutte le squadre. Assolutamente sì. Va bene. Per quanto riguarda l'ultima cosa, i titolari con la Roma, io ripeterei esattamente i titolari del Bologna.
L'unico mio dubbio, ma non perché cioè io voglio benissimo Juan Jesus, cioè si è visto un impegno incredibile, però non so se diciamo riuscirà a reggere questi livelli. Detto questo, forza Napoli sempre. Vi seguo spesso, vi faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie, troppo buono. Buon lavoro. Grazie mille. Allora, Luigi Grande, Ostica dall'Olimpico contro la Roma e si accende il flashback Randy Orton commossa da wrestling e cartellino rosso diretto. Antonio De Rosa, ciao Ciro, buon pomeriggio a te carissimo, un saluto anche a te. Mike Tyson sottolinea lo scassacarrozza che io avevo pulito in precedenza, invece lo scrive in maniera corretta, così come l'ha sentito anche Emanuele Bernardo. Noi con Antonio finiamo sempre su TikTok. È un meme, sì, con Antonio si finisce sempre ed esclusivamente su TikTok. Ancora qualche minuto insieme a voi, c'è spazio per un'altra telefonata, per l'ultima telefonata 081 353 4588. Non ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, ti ho sentito dire pronto, ma non era pronto. Non era pronto. Allora riprova, se è caduta la linea, riprova, caro amico che hai chiamato. Marek Amsic Francesco dice: sottoscrivo tutto quello che ha detto Antonio da Casoria. Quindi sottoscrive tutto il nostro Marek Amsic Francesco. Eccolo, lo sento Emanuele quando risponde al telefono. Emanuele dice: pronto Calcio Napoli 24, è uno spettacolo, siamo pronti, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo ancora. Allora, 2 minuti al triplice fischio finale, andiamo a vedere, il match è ricominciato. Cremonese-Modena 2-2, 94esimo in corso. Risento Emanuele dire pronto, non è pronto, niente, non c'è niente da fare, non è pronto. Io però vi posso dire nel frattempo che se con l'ausilio del touch con Emanuele Bernardo riusciamo a mostrare, eccolo qua, Meret, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Marfelle, Ero, De Laurentiis agli ATP Tennis di Napoli, giocatori acclamati dal pubblico, autografi con tifosi. Ci provo, se Emanuele Bernardo mi dice di sì, vi faccio vedere anche le nostre immagini. Eccolo qua, il video che potrete trovare sul nostro canale YouTube, eccolo qua, ci sono, lo mando magari un po' avanti, no? Per farvi vedere giustamente i calciatori, eccoli qua che stanno firmando autografi, ma più che altro vi faccio vedere, eccolo qua, il capitano Giovanni Di Lorenzo che saluta anche, eccolo là. Ci saluta pure, vedete Meret, quindi i calciatori del Napoli presenti all'ATP. Oggi gioca un importante tennista del palcoscenico italiano, quindi sono accorsi a vedere gli ATP. Vi ricordo anche ancora l'intervista a Manzini su Calcio Napoli 24 a firma di Bruno Galvan, così come quella a Pollicano che abbiamo appunto ospitato durante CN24 Live. Polonia, i preconvocati per il mondiale, c'è anche Piotr Zelinski. Vi lascio con il report della seduta di allenamento che ha visto Sirigu avere un problema, un disentimento muscolare, ha fatto palestra per un disentimento muscolare, mentre Anghissà lavoro personalizzato e terapie. Ore 17, siamo in chiusura e allora io voglio ringraziare tutti gli amici che ci hanno guardato, ci hanno visto sul canale YouTube. Giovanni dice: Ciro, spero che il Modena vinca, dice il nostro amico. Voglio ringraziare Emanuele Bernardo in cabina di regia, sempre preciso e puntuale, tutti quelli che ci hanno guardato su YouTube ma anche in TV al canale 79 del Digitale Terrestre. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!